Oggi siamo qua proprio a inaugurare una cosa di questo tipo, cioè questa splendida idea di creare un cancello, una porta d'ingresso fatta in ferro battuto che rappresenta anche una vite e quindi un po' quella che è anche la testimonianza del territorio, ma la cosa importante è che ci sia degli imprenditori locali che cominciano a capire l'importanza di cosa significa essere all'interno di un patrimonio dell'UNESCO. Quindi significa avere questa presa di posizione, questa cultura dell'accoglienza che deve crescere sul territorio e che deve diventare patrimonio di tutti, quindi non soltanto dei produttori di Prosecco, perché ricordiamo che questo è un patrimonio dell'umanità, ma sono le colline, non il prodotto, è il territorio, è tutta la bellezza naturalistica, paesaggistica di queste splendide colline. E quindi abbiamo delle persone che lo stanno capendo, che cominciano a mettere nei propri ristoranti, nelle proprie pizzerie, nei propri ambienti questo riconoscimento. Io spero che molti altri seguano questo esempio, perché significa prendere una presa di coscienza territoriale. Da qui a qualche anno triplicheranno gli arrivi dei turisti e quindi noi vogliamo avere dei turisti di qualità che capiscono tutto ciò che questo territorio può dare oltre al Prosecco. Con molta contentezza sono qui perché questa è una giornata simbolica di quello che sarà poi il futuro, quindi un'apertura al mondo ancora più importante rispetto a quello che già c'è stata soltanto durante la candidatura. Quindi adesso è così e quindi adesso noi dobbiamo prepararci ad accogliere quanti più turisti possono essere proprio per presentare loro le nostre bellezze. Ecco che con l'occasione dovremmo cercare di farlo al meglio, partendo sicuramente dai privati, dalle persone che comunque vogliono mettere delle proprie iniziative a favore di questa opportunità e proprio far sì anche che questa opportunità diventi anche magari, perché no, un motivo di impresa. Ringrazio Bortolino per aver avuto questa idea, è la prima porta che si apre sull'UNESCO, si apre a Miane, quindi per me è motivo di grande orgoglio e lo ringrazio appunto per aver pensato a noi, pensato al paese in cui lavora e quindi grazie davvero. Un'opportunità, i dati ci parlano di un aumento esponenziale del turismo nelle altre zone a patrimonio, quindi per noi sarà una grossa opportunità. La Regione sta lavorando insieme a noi anche per il recupero, per aiutarci a recuperare, per aiutare i privati a recuperare quelle che sono le vecchie stallette, i vecchi edifici che ci sono nel territorio, che sono tipici del territorio, e questi potranno essere una grossa opportunità per i privati.